Brivido. Vediamo un po' chi entra per primo. Una persona sola. Palesati tu che sei entrato. Palesatevi voi due che siete entrati. Ciao Christian, ciao Manu. Tutto a posto, voi ragazzi? Voi come state? L'ho accesa adesso. L'ho accesa adesso. Ecco, mi sono fracicato. Niente, continua a fracicarmi. Non sono capace a bere. Ciao Matteo. Che mi raccontate di bello? Non lo so, forse dopo finire la live gioco a Rocket, a parte che adesso me lo sta aggiornando. Bravo Christian, bravissimo. Mi raccomando, stasera ragazzi, dalle 9:30 a mezzanotte in live su Twitch siamo, che spacchettiamo i reward della UL e penso ci faremo qualche partita di Rivals. Sì, abbastanza, Manu. Abbastanza. È stata veramente una partita orribile, brutta. Una delle più brutte, se non la più brutta di questo campionato. Noiosa, veramente noiosa. Preparati a trovare Messi, magari. Guarda, mi accontento di trovare Teo Hernandez, mi accontento. Ciao Ale, tutto a posto, te? Ma una partita può anche finire 0-0, ma quella di ieri è stata oggettivamente orribile, noiosa da morire. Ma io sinceramente ci speravo, Matteo, perché quella era una partita da vincere. Contro il Parma dovevi assolutamente vincere. Sì, è stata una partita veramente brutta, Flashbang. Cioè, l'unico tiro che mi viene in mente in porta è stato quello di Simeone, praticamente appena entrato, appena è cominciato il secondo tempo, che ha tirato in porta, ma per il resto veramente poca roba, triste, brutta. No. Secondo me avevamo paura del Parma che comunque ha un buon attacco e non abbiamo rischiato. La vedo difficile, non è la mentalità di Francesco questa. Vabbè, non abbiamo perso contro il Parma, fortunatamente, anche se sto pareggio sa molto.
sa veramente molto di sconfitta. Però ciao Gabriele, però contro l'Udinese è imperativo vincere, è veramente imperativo. Mi aspettavo un Cagliari che vinceva ieri, ma l'avevo detto alla live che anche un pareggio alla fine sarebbe stato buono. Per carità, prendi sempre un punto, però mi sarei aspettato molto, molto di più. Ah sì, quello di Nandez al primo tempo, sì, però era abbastanza alto come pallone. Sì, in effetti, Ale. In effetti non c'hai tutti i torti. L'arbitraggio pure. L'arbitraggio a me sinceramente non mi è piaciuto, veramente strano. Alcune cose le fischiava, poi per 50 minuti non fischiava niente. Boh. Ciao Matt, un bacione. Comunque ieri quando hai detto che partiva Fit from Desire, mi è venuto in mente tipo Cherries on Fire e sono stato tutta la mattina a cantare Cherries on Fire dentro la mia testa. Gabriele era una partita alla portata, scusa il gioco di parole. Eh, si poteva tranquillamente vincere, cioè il Parma si poteva tranquillamente battere. È un pareggio che sa di sconfitta. No, ma ti immagini il coro? Cherries on fire, your defense is terrifying, cherries on fire. No, tocca crearlo, regà. Io non riesco a capire perché Di Francesco al secondo tempo toglie sempre Sottile e poi un'altra cosa c'era il fallo su quello del Parma ed era un buon contropiede. L'arbitraggio è stato veramente scandaloso. L'arbitraggio è stato veramente scandaloso, un arbitraggio orribile, insensato, stranissimo, veramente schifoso. Il fatto che Di Francesco tolga Sottile nel secondo tempo, da una parte lo capisco, perché cerchi comunque di preservarlo un po' anche per la partita dopo. Sarebbe stato utile un UNAS, però da quello che so dovrebbe essere diventato negativo, quindi ti sei immedesimato in Lico Giannis. Il regalo di Natale è pronto. Il regalo di Natale è pronto, ragazzi. È pronto da parecchio. È pronto da parecchio e sto aspettando per farlo uscire. Comunque l'arbitro del Lecce in più conosce Liverani. Potrebbe aver favorito il Parma? No, assolutamente no. La prossima è contro l'Udinese, Matteo. E la prossima ancora c'è quello che per me è il derby. Ciao Simone! Contro l'Udinese non si può sbagliare. Poi abbiamo Roma e Napoli che se facciamo 2 punti è un miracolo, credo. Esatto, esatto. Per quello bisognava fare punti ieri. E tecnicamente l'abbiamo fatto almeno un punto, però ripeto, secondo me è un pareggio che sa di sconfitta. Sa veramente tanto di sconfitta. Prestazione secondo me la più brutta da quando è arrivato Di Francesco. Cagliari-Napoli, immaginavo. Ciao Manuel, un punto verso la salvezza. No, Jacopi, che schifo, guarda, che partita di merda. Esonereranno Di Francesco? No, no. A Natale ci arriva, perché a Natale ci arriva, però andava vinta ieri, andava vinta. Andava vinta. Solo che è andato
tutto male, una partita di merda, brutta come la morte. E tanto o Cerri o Pavoletti al primo tempo sarebbe cambiato poco la solfa, cioè comunque il tipo di attaccante che ha lì davanti è lo stesso, è un attaccante prettamente fisico che dovrebbe fare quello che in Football Manager viene chiamato fulcro del gioco, no? Colui che ti fa le sponde, aiuta a salire la squadra. Capisci che c'è un problema quando hai un attaccante simile in campo e la cosa che fanno è servire Cerri in profondità. Cioè, tu stai a chiedere a Cerri di correre praticamente, cosa che Porello è alto 1,90 e grosso, non ce la fa. Questa era molto molto cattiva, Ale. No, te l'ho detto, Jacopipe, fino a quando non c'ho la sicurezza che lo posso fare, non tocco le donazioni, non tocco niente che riguardi la monetizzazione. Monetizzazione, perché ho detto monetizzazioni. Chi compreresti a gennaio? Oltre a Nainggolan, un difensore centrale. Perché c'ho ancora in mente ieri Clavan poteva salvare tranquillamente la palla, invece lui la calcia in calcio d'angolo quando in realtà era libero e non gli avevano nemmeno chiamato l'uomo, perché non gliel'avevano chiamato l'uomo, no, invece lui l'ha presa e l'ha buttata in calcio d'angolo regalando un calcio piazzato a loro. Nainggolan arriverà sicuramente. Io per sicurezza il sicuramente lo toglierei. Abbiamo bisogno anche di un altro terzino destro e dobbiamo mandare via Faragò e Pisacane. Non sarebbe male. Mi dispiace per Pisatog perché io lo adoro alla follia, però ha fatto il suo tempo a Cagliari. È palese. Dico Giannis ieri, pessimo, lento, non correva, un morto. Ma ieri sinceramente faccio fatica a trovare un migliore in campo. Molti hanno detto Rog, ma sinceramente se devo trovare qualcuno che ha giocato sufficientemente, ieri faccio molta molta fatica a trovarlo. A me non è piaciuto nessuno. La squadra mi sembrava molto stanca, probabile stiano risparmiando le energie contro l'Udinese. Spero di no, spero non sia stato così. Spero non sia stato così perché sarebbe indecente. Tu dovevi vincere ieri, dovevi assolutamente vincere. Secondo me Nainggolan non servirebbe a niente, è vecchio e poi con quel modulo si toglie Nandez. Assolutamente no, perché comunque tu potresti mettere Nainggolan nei due di centrocampo e Nandez sull'esterno. O mettere Nandez mezzala insieme a Nainggolan. Quindi assolutamente fattibile, secondo me. Oltre al Cagliari chi tifi? Assolutamente cioè io tifo solo Cagliari, non tifo altre squadre. La difesa ha fatto bene, Zappa e Nandez è bene sulla destra. Sì, ho letto anche il tuo commento. A me sinceramente non c'è nessuno che ha colpito particolarmente per la prestazione. Un ass dovrebbe aver recuperato, cioè dovrebbe essere negativizzato, quindi dovrebbe tornare a disposizione, credo. Eh, Ieri Ale, secondo me, ripeto, non c'è stato nessuno che a colpo d'occhio mi abbia colpito per una prestazione anche solo buona, non riesco a trovarlo. Perché dovevamo vincere? Dovevamo vincere perché affrontavi una squadra che puoi tranquillamente battere, perché il Parma lo puoi battere, perché la prossima, comunque, cioè non la prossima, nelle prossime hai la Roma e il Napoli, quindi
hai bisogno di punti, hai decisamente bisogno di punti e per rimediare alla cazzata fatta contro lo Spezia tu dovevi vincere ieri. Il Chievo sta bene in sta. Cerri ti piace? Assolutamente no. Anche Godin è negativo, esatto, fortunatamente. Vabbè, un ass a centrocampo è sprecato. Cioè, che lo metti a fare un ass mezzala? Ciao Thomas. Sarebbe bello, cioè a me personalmente piacerebbe molto Fazio, perché è molto screditato alla Roma, sì, ma parliamo comunque di un buonissimo difensore centrale, secondo me. Secondo te il mercato fatto quest'anno sta dando i suoi frutti? Nì, nì, secondo me nì. Zappa sta migliorando, sì. Gli ha detto culo al Genoa, secondo me. Dobbiamo comprare uno come Isai a gennaio. Valla a trovare. Clavan come ti sembra? Dipende che intendi. Ma Pereiro ieri era convocato. Pereiro ieri era in panchina. Ti eri giocato il picchetto, Gio? Questa è una squadra in costruzione, un progetto con un modulo nuovo. Che tra l'altro a me sembra che la squadra comunque abbia compreso per adesso abbastanza bene, non mi sembra comunque un modulo in fase di rodaggio, sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1. 22-23 punti all'andata e 26-27 al ritorno. Poi il vero Cagliari il prossimo anno. Io spero di no. Spero di no. Cioè, nel senso, spero che il vero Cagliari si veda già da, dal girone di ritorno, perché ripeto, con gli investimenti fatti, l'obiettivo è l'Europa. Clavan è inguardabile. Meno male che te ne sei accorto pure te, Jacopo. Meno male. Esatto, il Parma ha fermato Milan e Inter, non è una squadra di disperati. Ma nessuno ha detto che è una squadra di disperati, io ho detto che è una squadra che puoi tranquillamente battere. Perché tolto Gervinho e Caramò che ieri ha giocato veramente molto bene, non mi pare che il Parma sia tutta sta squadra. Tra l'altro rovinata poi da Carli. Intendo se Cavan come difensore sia bravo. Dipende cosa difende. Quando difende la porta, no. No, Olsen è un buonissimo portiere. È uguale, il Genoa le anda in B comunque. Clavan lo venderei, ma nessuno se lo compra. Costerebbe troppo ringaggio Flashbang. E secondo me poi non ci verrebbe. Sostanzialmente come lo vedi il risultato di ieri? Un punto guadagnato o due punti persi? Ma io penso che per come sia andata la partita, quello sia un punto totalmente guadagnato. Ma a livello proprio di partita è stata un qualcosa di uno scempio, cioè veramente uno scempio. Orribile. L'obiettivo non è l'Europa, è alzato troppo l'asticella. Non mi sento di dire che ho alzato troppo l'asticella perché guardando gli investimenti fatti eh, penso sia abbastanza lampante come l'obiettivo sia l'Europa dopo che in 2 anni spendi quasi 50 milioni di euro per dei giocatori che non sono da 14esimo, 13esimo, 12esimo posto. Poi che non abbiano reso, quello è un altro paio di maniche. È parzialmente colpa loro, come lo è anche di chi li ha allenati. Però secondo me dire che ho alzato l'asticella perché l'obiettivo
ritornare in Europa mi sembra utopistico, cioè 50 milioni spesi, come ci vuoi rientrare delle spese in una situazione in cui non hai introiti praticamente? No, Nico, non sto assolutamente scherzando. Io so 2 anni che lo dico, cioè 2 anni dall'anno scorso, con gli investimenti che ha fatto il Cagliari e le cifre che ha speso, l'obiettivo è quello. Perché dovresti andare a prendere Godin e pagarlo 3 milioni all'anno per arrivare al 12° posto? Mi pare strano, cioè sarebbe un po' una cazzata. Cioè, tu sai che paghi 3 milioni un giocatore per cercare di portare quel poco di pagnotta a casa? Dai, mi pare veramente assurdo. Poi Jacopo, probabile che non ci arriveremo in Europa, eh. Tu dici che è impossibile. Io cerco di ripetere sempre questo concetto. Io non dico che il Cagliari andrà in Europa, perché per andare in Europa dobbiamo innanzitutto fare bene noi, fare un campionato dignitoso e poi guardare anche le altre che fanno. E poi lì si può fare un ragionamento e vedere se ci sono le possibilità di andare in Europa. Però io dico che potenzialmente la squadra può andarci, cioè la società ha costruito una squadra che punti ad andare in Europa. Ma secondo me il gioco c'è e soprattutto c'è la mentalità. E poi comunque stiamo ancora in corsa per la Coppa Italia. Vabbè che giocheremo contro l'Atalanta, però stiamo comunque in Coppa Italia ancora. Analizza la totalità della rosa, non solo i titolari. Ma Nico, io non sto a analizzare la rosa giocatore per giocatore. Io sto dicendo che se mi metto nei panni delle azioni che ha fatto la società, di quanto ha investito per la squadra, a prescindere tra titolari, riserve, la cifra che ha speso in nome dei giocatori negli ultimi 2 anni, che non sono nomi così, non so cazzatelle, mi pare strano che la società voglia puntare soltanto a migliorare il risultato della scorsa stagione. Dicono così per pararsi il culo, ma secondo me l'obiettivo è palese che sia il tornare in Europa. Poi che non ci si vada, quello è un altro paio di maniche, ma concettualmente quello è l'obiettivo. Non lo so, è finita Cagliari Lazio, raga. C'è anche la Conference League, c'è anche quella, è vero. Masina a me piaceva, ma sta ancora al Watford? Fomentami con una puntatina Coppa Italia. No, 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 no. Meglio le no, va. Ma se Cagliari dovesse vendere Pavoletti, faresti un video dove festeggi? No, cioè sarei contento sia per noi che per lui. Non è che mi cambia la vita a me se rimane al Cagliari o va via. Ciao Candy, con l'Udinese si vince e con Roma e Napoli 2 punti non faremo un grande salto in avanti comunque. Per quello bisognava prendere punti ieri. Soprattutto pensando poi alla partita pareggiata con lo Spezia. Tu comunque dopo l'Udinese c'hai Roma e Napoli, che di certo non so due passeggiate. Quindi, boh, non lo so, non lo so.
Io spero che con l'Udinese si vince, però da squadra che stava allo scatafascio, mo piano piano si sta a riprende. Vedremo. Ma Matti, se tu mi dici che si vince la Coppa Italia ai supplementari con gol di Rog, me devi dire anche la squadra allora. Contro chi andiamo a giocare la finale? Voglio sentire il pronostico per completo. Dico Giannis lo terresti? Ah, come riserva non sarebbe male perché comunque ha dimostrato che qualcosa di buono la sa fare quando ci si mette. Ripeto, io magari a volte sono anche troppo critico verso i giocatori, ma se lo faccio è perché voglio anche essere smentito. Il Cagliari è una rosa migliore del Sassuolo e molto migliore del Verona. Migliore del Sassuolo, sinceramente no. Non penso. Non penso che sia migliore del Sassuolo. Il Sassuolo ha anche un mister che è spettacolare, molto molto simile a Di Francesco, però secondo me ha più palle De Zerbi. Se vincevo la Coppa Italia mi taglio i capelli a zero. Lo sai che potrei fare qualcosa pure io magari se vincemo la Coppa Italia. I capelli a zero no, perché tanto già ci stanno andando da soli a zero, quindi. Però sarebbe figo farli tipo rossi e blu. Ci starebbe. Di Francesco quest'anno farà comunque un grande passo in avanti al Cagliari. Ah, secondo me già l'ha fatto. Già l'ha fatto perché la mentalità che ha la squadra adesso penso che negli ultimi anni non si sia mai vista. Anche semplicemente il fatto che in molte partite noi comunque siamo andati in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo continuato a giocare e ad esprimere al meglio quello che è il gioco di Di Francesco, vuol dire che il mister sta facendo veramente tanto e quel tanto che sta facendo a livello comportamentale si rispecchia nelle partite, si vede. E questa non è roba da poco, ragazzi, è veramente importante. Perché fa tanto la mentalità. Guardate la differenza tra Di Francesco e Maran. Cioè, vittoria della Coppa Italia live di 12 ore con ospiti. La Madonna. Cosa ne pensi di Tripaldelli? Tripaldelli a me sinceramente quando l'ho visto non è piaciuto. Non mi è piaciuto, non mi ha convinto più di tanto. Bisognerà vederlo meglio all'opera. Per adesso ha comunque davanti un Lico Giannis che sta giocando molto molto meglio. Quindi per adesso secondo me Tripaldelli non riuscirà a trovare più di tanto spazio, come è giusto che sia, secondo me. Ti piacerebbe il Shaarawy al Cagliari? Eh, non sarebbe male, però capirai, in Cina prende tipo 16 milioni, poi se torna lui torna alla Roma. Torna alla Roma. Iscrivimi nel commento, Simo, che non l'ho letto, scusa. Sì, ma Bonaventura tanto ormai è della Fiorentina, quindi ci poi fa poco, non penso che venga da noi. Certo, la Fiorentina sta a fa schifo, però. Vorresti Florenzi al Cagliari, porca troia. Subito.
Sì, ho visto che hanno abbassato il monte ingaggi per gli stranieri. Ho visto, quindi sicuramente molti giocatori stranieri se ne andranno dalla Cina, sicuramente. Floccari, perché Floccari? Per Florenzi sarebbe lo stesso discorso del Shaarawy. Beh, calcolando che è andato al Paris Saint-Germain, sì. Io avevo sognato quando si era vociferato di un Florenzi al Cagliari, però capisco anche che Paris Saint-Germain faccia delle competizioni leggermente superiori a quelle che fa il Cagliari, quindi la scelta di Alessandro è stata totalmente legittima, però dispiace perché è un giocatore che secondo me potrebbe esprimersi bene in quel di Cagliari, poi ritroverebbe Di Francesco, quindi beh, Ribéry se lo becchi nel periodo migliore può fare bene alla fine, Ale, però cioè se Ninja viene comunque dovremo dare all'Inter Cragno e sarebbe inutile secondo me perché un portiere come Cragno poi non lo trovi. Usi Vicario e coi 30 milioni rinforzi la squadra. Cioè secondo me è un'operazione che va tutta a favore nostro. Secondo te la Fiorentina retrocede? Non lo so, sinceramente non lo so. Diciamo che adesso non sta andando per niente bene. Poi pure il cambio di panchina tra Iachini e Prandelli non ha portato i suoi frutti. Ma io Florenzi l'avrei usato sull'esterno destro più che come terzino destro. Callejon ti piacerebbe, porca troia. Io infatti l'ho detto in estate. Non ci sarebbe mai venuto a Cagliari, però io un tentativo, essendo poi un parametro zero, l'avrei fatto. Anche un De Frel non sarebbe male al Cagliari, che ne pensi? De Frel era stato accostato al Cagliari, però poi abbiamo puntato su Simeone. Dobbiamo sfoltire la rosa, quello sì. Quello sì. È forse il primo anno in cui ci ritroviamo con una rosa in eccesso più che risicata. È forse il primo anno. Cioè, voi calcolate che abbiamo tre terzini per tutte e due le fasce. Perché a sinistra abbiamo Ligo Giannis, Tripaldelli e Pajak. A destra abbiamo Faragò, Zappa e Pinna. Per dive, proprio così, eh. Non so se lo hai notato, ma se Genoa, Torino e Crotone fanno il filotto di 2 vittorie, vanno a meno uno da noi. Eh. Singo sinceramente non lo conosco. È la società a stabilire gli obiettivi e non i tifosi. L'obiettivo è crescere anno dopo anno. Ma io infatti non sto a dire che l'obiettivo è andare in Europa. Io dico, guardando quelli che sono stati gli investimenti che ha fatto il Cagliari, dire che l'obiettivo è migliorarsi anno dopo anno, mi pare un po' una strozzata. Cioè, tu di quei 50 milioni che hai fatto, ok che un po' ne sei rientrato con Barella, però di quei 50 milioni che hai investito, ci dovrai rientrare. Perché i 3 milioni dei Godin, quando lo stadio è chiuso, chi te li dà poi? Gli introiti, l'unica maniera in cui li puoi prendere è facendo o un buon piazzamento in campionato, quindi zona Europa League, eppure lì comunque non ci rientri, però perlomeno vai a giocarti una competizione europea e hai la possibilità di rientrarci, oppure vinci la Coppa Italia. L'obiettivo comunque è l'Europa, secondo me è l'Europa, perché visti gli investimenti fatti, reputo impossibile che la società prenda un giocatore come Godin soltanto per arrivare a una posizione in più di quella dell'anno scorso. Mi sembra assurdo, veramente assurdo.
Ciao Matte, ma è quello che dico io, cioè adesso come adesso, a maggior ragione il Cagliari dovrebbe puntare a un piazzamento europeo. Poi ripeto, se ci va o non ci va, quello è un altro paio di maniche. È una cosa che non posso decidere ovviamente io, non lo può decidere Giulini, non lo può decidere la squadra. Se la squadra fa dei risultati buoni, un piazzamento europeo magari può anche arrivare. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però. L'idea che mi sono fatto è questa, in vista proprio degli investimenti che ha fatto la società. Diciamo che ti ho fatto fomentare. Paradossalmente è la via più rapida per andare in Europa. Poi tocca vedere se hanno cambiato il regolamento e quest'anno magari la vincente della Coppa Italia va in Conference League. Però ne dubito perché la vincente dovrebbe andare in Europa League diretta, mentre in Conference League ci va chi si è qualificato al ottavo posto, settimo ottavo posto, se non mi sbaglio. Bruno Perez no, 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 sta bene alla Roma. Miguel, sarebbe più facile così. Sicuramente sarebbe più facile così, però non significa automaticamente che vai in Europa. Bisogna vedere le persone come li spendono i soldi. Non è tanto da averceli, ma come li si spende. Perché guarda la rosa del Paris Saint-Germain, guarda la rosa del Manchester City. Cioè, nonostante quelle rose, nonostante i soldi che ci hanno speso, non hanno vinto una Champions League. Per dite. Ma quest'anno esiste la Conference League o parte dal prossimo? Parte dal prossimo. Senza stadio l'obiettivo non potrà mai essere l'Europa. La vedo come una stronzata, sinceramente. Perché lì ti stai giustificando ti stai creando una giustificazione per non andare in Europa, quando quello dovrebbe essere il tuo obiettivo, proprio per rientrare dei costi. Secondo me non esiste proprio sta questione. Anche perché se poi si continua con gli stadi chiusi, dai, che sia Sardegna Arena o che sia il Mapei Stadium, cambia poco. Sicuramente dobbiamo rinforzare la difesa, quindi un terzino e un difensore centrale non sarebbero assolutamente male come idea. Intanto c'è la mia ragazza che mi ha mandato uno screen di lei che sta vedendo la mia live. Ciao amore. Non so se la starà ancora guardando perché l'ha inviata un po' di tempo fa, tipo una mezz'oretta fa. Nel dubbio l'ho salutata. Pare che il nuovo stadio si chiamerà Cagliari Arena. Ci sta. Cos'è la Conference League? La Conference League sostanzialmente, te la dico in parole povere, è una stronzata. È quella che io ho simpaticamente richiamato, che è rinominato la Coppa degli Zingari. Perché cos'è? Hanno capito, non è che ci voleva una scienza, che la maggior parte delle squadre dell'Est Europa o di comunque di nazioni che non hanno tutto questo appeal hanno capito che non avranno
quasi nessuna speranza di qualificarsi né in Europa League né in Champions League, a maggior ragione. Quindi hanno detto creiamo una terza Coppa Europea dove le nazioni più grandi, quindi Spagna, Italia, Germania, Inghilterra e Francia, avranno soltanto una squadra qualificata, e secondo me la Coppa la vincerà sempre una di queste 5 nazioni, mentre tutto il resto delle nazioni avranno 2 o più squadre qualificate in questa Coppa. Sostanzialmente è stata creata appositamente per quelle nazioni che hanno sempre quelle squadre che giocano i playoff d'Europa League, quelle squadre allucinanti, e che non sono mai andate avanti. Questa è la Conference League. Cioè, per dirtela, penso che i big match dei Conference League saranno tipo Astana Tre Penne. Per dite, è una vaccata immane, però la UEFA ha deciso così, quindi amen. Quindi il Cagliari come si dovrebbe qualificare per andare a quella Coppa? Credo sia al 7° posto. Le squadre al 7° posto, cioè chi arriva al 7° posto si qualifica per la Conference League. Sì, fai delle trasferte allucinanti, però comunque vincendo la Conference League, cosa che non è così improbabile visto il calibro delle squadre che si potranno presentare, vai diretto a un'Europa League. Sì, Argo, però vedi pure il calibro dei giocatori che sono stati presi tra Sassuolo e Cagliari, la pesantezza dei nomi. Il Sassuolo fino adesso non ha fatto un colpo pesante, in questi anni non ha fatto dei colpi pesanti. Il più pesante forse è stato Caputo, Locatelli, ma non hanno fatto colpi allucinanti. Assolutamente farò un fact time, sì, Manu. Poi successivamente, cioè domani dovrebbe uscire. Ciao Ale, alla prossima. Comunque dopo, se ti interessa, io dopo dovrei giocare a Rocket, quindi se c'è stai. Che stavo a dire? Ho perso il filo, scusate. Ah, domani dovrebbe uscire il video di risposta ai commenti di Parma Cagliari, che non ci ho avuto tempo di farlo ieri sera perché ci ho avuto dei problemi, quindi domani esce il video risposta ai commenti. Lo registro stanotte. Probabile, Michela, a sto punto è probabile, Quest'anno sarà interlocutore alti e bassi continui, ci sono troppe squadre superiori, non ci sono squadre in crisi, il Milan che fa il Milan, la Lazio che fa la Lazio, il Napoli che fa il Napoli. Ma tra tutte mi sembra che la Lazio attualmente vive un periodo di comunque di una difficoltà non leggera, perché è in un netto calo. Senza contare che poi dovrà andare in Champions League a giocare contro il Bayern Monaco, per cui il problema è che si concentrerà soltanto sul campionato e lì saranno problemi, perché comunque la Lazio ha una buonissima squadra. Il Milan sorprendente, il Milan ha avuto soltanto un calo in Europa League e secondo me in campionato potrebbe averlo prima o poi. Il Napoli, il Napoli sta anche cavalcando, secondo me, l'onda emotiva della morte di Maradona che in qualche modo li aiuta. Buonasera Gigi.
Calcola Manu, stacco la live e entro su Rocket. Cioè, inizio adesso a entrare su Rocket che me l'ha pure aggiornato. Poi dopo gioco. L'Atalanta pure c'ha problemi interni. Dobbiamo essere bravi noi a sfruttare le difficoltà altrui. Perché comunque si sta creando troppo distacco dalla parte superiore della classifica a quella inferiore. Si sta creando quelli che sono i margini che dividono le squadre che lottano per un piazzamento europeo dalle squadre che faranno il solito campionato in cui andranno tranquille e tra quelle che lotteranno fino all'ultimo per la salvezza. La Juve è più abituata. La Juve, Michela, dalla sua il fatto che è abituata. La Juve difficilmente starà sotto pressione. La Juve va sotto pressione in Coppa Europea, in Champions League, però in campionato, per quanto non si stia esprimendo nel migliore dei modi, credo che comunque rimanga la favorita. Sì, ma tanto 5 minuti e chiudo, Manu, non ti preoccupare. Ma l'Atalanta ha anche parecchi problemi interni, senza contare che è praticamente certo il fatto che il Papu Gomez andrà via a gennaio. Io un tentativo per il Papu lo farei, a provarci, giusto per provarci. Tanto non arriva, però uno ci prova. E di che ci ha provato. Ah, Madonna, mi devi parlare, che me devi dire? Oh? Se Cagliari vincesse la Coppa Italia l'anno dopo vado a Roma a vedere Cagliari-Roma. Bravo. A Roma a vedere Cagliari-Roma mi pare un po' difficile, a Roma a vedere Roma-Cagliari. Dopo la live di oggi ci saranno altre live oppure ci sarà direttamente il post partita del Cagliari? Allora, dopo la live di oggi, stasera ci sarà la live su Twitch. Eh, dalle 21:30 fino a mezzanotte. Poi domani dovrebbe uscire, perché lo registro stanotte, dovrebbe uscire il video risposta ai commenti di Parma Cagliari. Sì, ho visto, vabbè, pure Politano ha cantato l'inno del Cagliari quando c'era Cagliari-Napoli. Te lo immagini Papu Gomez al Cagliari? Baila come il Papu. Sarebbe figo. Se ci fosse stato Castro era perfetto proprio. Però Castro sta alla spalla. Ma Sottil che fa Marameo solo a me eccita, addirittura. Politano al Cagliari ti piacerebbe? Perché no? Perché no? Solo che sugli esterni comunque siamo a posto, perché ci abbiamo Sottil da una parte, Unas dall'altra, senza contare Nandez. Comunque siamo abbastanza coperti sugli esterni. Che cazzo è Occhiuzzi? Mai sentito. Mai, 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 mai sentito.
Luvumbo, ragazzi, è infortunato. Luvumbo è infortunato. L'allenatore, che secondo te io mi ricordo chi è l'allenatore del Cosenza? Figurate. Sarà pure bravissimo, ma per adesso io mi tengo Di Francesco. Farias per adesso sta bene allo Spezia, secondo me. Ma uno scambio Paoletti-Nzola, tanto lo Spezia interessava il Pau e prendere Nzola visto che sta giocando è un gran colpo. Il problema è che comunque lo Spezia c'ha Galabinov là davanti. Mo perché è infortunato, ma comunque c'ha Galabinov. Balotelli mai nella vita. Balotelli mai nella vita. Tanto adesso sta il Monza, sta bene lì. Balotelli mai. Oh, regà, live magari un po' più corta del solito perché non è nemmeno un'ora, però se siamo detti tutto. Io vi saluto, vi mando un bacetto, vi ringrazio. Vi ricordo stasera dalle 21:30 a mezzanotte su Twitch, trovate il link in descrizione. Domani uscirà il video risposta ai commenti di Parma Cagliari e niente, sempre forza Castello e noi ci becchiamo alla prossima. Belli regà.